A Udine sono numerosi i ciclisti indisciplinati che fanno slalom tra i portici e rischiano di farsi investire dalle auto. Ma attenzione, perché come abbiamo detto nelle precedenti edizioni del giornale, dalle 00 di ieri, qualcosa è cambiato. È entrato in vigore il pacchetto per la sicurezza, quindi la clandestinità è reato. Tra l'altro lo spray peperoncino è ammesso, è legale, ci sono sanzioni amministrative pesanti per chi viene beccato alla guida nelle ore notturne con sostanze stupefacenti in circolo o un tasso alcolemico piuttosto alto e comunque al di sopra della norma. Questo vale anche per chi ha una patente e viene beccato in bicicletta a commettere infrazioni che per esempio, se commesse all'auto, vedrebbero togliere diversi punti o addirittura anche il ritiro della patente. Attenzione, perché dalle 00 può capitare che se io commetto un'infrazione grave in bicicletta mi veda la patente ritirata. Il servizio è della collega Annalisa Anastasi della redazione di Udine. Da oggi i pirati della bicicletta a Udine sono avvisati. Meglio andare a fare gli Schumacher nel giardino di casa propria, perché a Udine per gli slalom e contromano scatteranno multe salate, sequestro del mezzo e anche il ritiro della patente e la decurtazione dei punti. In pratica lo stesso trattamento riservato agli automobilisti. Una vera e propria rivoluzione anche a seguito dei comportamenti di alcuni ciclisti decisamente sopra le righe che pedalano in stato di ebbrezza, fanno incidenti e hanno provocato nel corso degli anni numerose proteste da parte di pedoni e automobilisti. Nuovo codice della strada, dunque, decurtazione di 4 punti dalla patente per i ciclisti contromano. E chi non ne ha visto almeno uno sfrecciare in via Manin? Ciò che manca a Udine, ma non solo, è l'educazione stradale, perché la bici è a tutti gli effetti un veicolo stradale che, come gli altri, deve seguire le regole e rispettare gli stop e i semafori. Per non parlare dell'ammasso di biciclette e motorini lasciati davanti alle vetrine dei negozi invece che negli appositi spazi riservati, ma è una questione di mentalità. Prima della multa servirebbe il buonsenso. Ma siccome il buonsenso manca, allora ben vengano le multe, così capiranno. Per esempio ieri pomeriggio in Viale Rigoletti abbiamo notato una persona che in sella ad una moto, che moto? Una R1 Yamaha, si è sentito il Valentino Rossi de no altri, ha impennato con la gomma ben alzata e si è fatto tutto Viale Grigoletti in bomba, come si dice nel gergo. Se cade e spacca la testa sono fatti suoi, non è che sia, anzi sarebbe un problema se poi rimane anche invalido, dobbiamo pagare noi la pensione. Il butto è se magari in quel momento sta attraversando una persona con una carrozzina, visto che ci sono le strisce pedonali, o esce un anziano, cosa può accadere? Perché solitamente questi fessi poi rimangono in piedi, non si fanno nemmeno un graffio. Quelle persone che inconsapevolmente attraversano la strada sulle strisce pedonali, poi inconsapevolmente, non sapendo che ci sono questi pazzi, si trovano all'ospedale. La diversità